Chiusura oggi a mezzogiorno dei termini per la presentazione delle liste elettorali per le elezioni comunali del 26 maggio, che si terranno quest'anno contemporaneamente alle elezioni europee. In 321 dei 563 comuni veneti gli elettori riceveranno quindi la doppia scheda elettorale per eleggere i nuovi europarlamentari italiani e rinnovare sindaco e consiglio del proprio municipio. Se Rovigo, causa crisi di maggioranza, è l'unico capoluogo veneto al voto, 33 complessivamente i comuni della provincia chiamati alle urne, è la provincia di Vicenza invece ad affrontare la tornata più vasta, 80 comuni a rinnovo, tra cui spiccano con più di 15.000 abitanti e quindi a potenziale rischio ballottaggio il 9 giugno, Bassano del Grappa, Arzignano, Montecchio Maggiore, Schio e Valdagno. Seguono entrambe con 56 comuni Padova e Treviso. Nella Marca sono 4 i centri oltre i 15.000 abitanti, Vittorio Veneto, Mogliano, Paese e Preganziol. 4 anche nel Padovano, Cadoneghe, Monselice, Rubano e Selvazzano. 49 i municipi che cambieranno compagine amministrativa a Verona, tra i quali San Bonifacio, Negrar, Pescantina e Legnago. 32 nel Bellunese, nessun centro oltre i 15.000 abitanti. A rinnovo Longarone, ma anche alcuni dei comuni simbolo della devastazione per il maltempo di fine ottobre, da Agordo a Roccapietore. Infine la provincia di Venezia, solo 15 comuni al voto, i più popolosi Noale, Scorzè e Spinea. Nota a parte meritano i 5 centri che andranno al voto per la primissima volta. Si tratta di quelli nati dalle fusioni: Colceresa, Lusiana Conco e Valbrenta nel Vicentino, Borgo Valbelluna nel Bellunese e Pieve Grappa nell'Alto Trevigiano. Questa è la carica dei comuni. Per conoscere con esattezza le cifre dell'esercito dei candidati occorrerà aspettare la chiusura ufficiale dei termini.